Buonasera Presidente Federica, grazie di aver accettato il nostro invito per questo forum con i giornalisti delle due testate del Friuli Venezia Giulia, il Piccolo Messaggero Veneto. È anche la prima uscita che facciamo come gruppo NEM in questa regione, per cui riveste un ruolo importante anche dal punto di vista del nostro progetto. Sono con me i vice direttori Paolo Mosanghini e Fabrizio Brancoli e i colleghi delle due testate che sono Elisa Coloni, Diego D'Amelio, Mattia Pertoldi, Giacomina Pellizzari. Visto che nel nome del nostro gruppo editoriale c'è Nord-Est, io vorrei introdurre la nostra conversazione che toccherà molti temi, proprio però con un discorso sul Nord-Est, per chiederle, ecco, quale ruolo può avere il Friuli Venezia Giulia nel contesto del Nord-Est. Si rischia di essere un po' l'anello debole per dimensioni, per la mancanza di infrastrutture, di collegamenti viari, e comunque qual è il ruolo che secondo lei deve avere e può avere questa regione nel contesto nordestino? Intanto grazie, grazie anche di questo incontro. Io per rispondere a questa domanda citerei i dati di crescita del PIL del Friuli Venezia Giulia dal 2019 in poi, cioè da quando abbiamo, dopo la nostra prima legge di bilancio, che l'abbiamo scritta appunto nel 2018 sul 2019. Noi di fatto questo testimonia che decimali in più, decimali in meno rispetto ad anno in anno, il Friuli Venezia Giulia ha delle performance molto elevate in termini di crescita di PIL, esattamente devo dire come il Nord-Est, in linea con il Nord-Est, che sono decisamente superiori alle medie nazionali. Questo testimonia che ogni componente del Nord-Est, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Trento e Bolzano, giocano un ruolo importante a livello nazionale per la crescita del paese e per l'opportunità che lo stesso paese può creare. In particolare, per quanto riguarda la mia regione, penso che un ruolo specifico lo possa giocare nei rapporti internazionali, soprattutto nel contesto centrale e meridionale europeo. Il Friuli Giulia è stata sempre quel ponte di collegamento con un'area geografica importantissima, penso all'area appunto dei Balcani, che per l'Europa deve e può giocare un ruolo fondamentale, non soltanto come opportunità economiche. Penso per esempio a tutta l'attività che fortunatamente la Commissione europea sta facendo di nearshoring rispetto al nuovo contesto internazionale. Penso al fatto che se riusciamo a portare delle filiere produttive invece che dal Far East, le riusciamo a portare in quell'area, perlomeno una parte, mettiamo in sicurezza l'Europa e agganciamo quei paesi alle democrazie occidentali. Friuli Venezia Giulia può essere importantissimo. Ecco, mi sembra che da quello che dice che abbia le idee chiare. Ci può fare un esempio di questo ruolo? Dove lo potrebbe vedere applicato questo ruolo del Friuli Venezia Giulia? E mi sembra, rivendicandolo implicitamente, dice che non vi sentite comunque un socio di minoranza di questa idea di Nord-Est. Però intanto l'esempio pratico. L'esempio pratico l'avete pubblicato sui vostri quotidiani in questi giorni. E la prima cosa che mi viene in mente è la Hydrogen Valley transfrontaliera e transnazionale, che può diventare un hub per tutto questo contesto geografico, oltretutto coinvolge già Slovenia e Croazia. E questo può essere soprattutto una strategia di lungo termine, ho la consapevolezza che l'utilizzo dell'idrogeno non è una cosa dell'oggi o del domani, ma finalmente si fanno politiche di medio periodo e per esempio questo può essere un contesto importante. Oppure pensiamo a tutte le aziende che producono e hanno bisogno, un esempio fra tanti, di componentistica a basso valore aggiunto. Quella componentistica o l'Europa decide di fare dei sussidi, come per esempio c'è sull'agricoltura, legittimo, e allora è sostenibile farla in Europa, oppure in Europa non è sostenibile farla, ma sono pezzi fondamentali delle nostre filiere produttive. Pensiamo soltanto all'elettrodomestico, pensiamo a tutta la parte ospedaliera della produzione del life science che ha necessità di microchip, per esempio. Tutto questo passaggio qua, se noi continuiamo a delegarli
Al Far East succede esattamente come è successo fino a qualche tempo addietro, che qualcuno dall'altra parte del mondo gira le chiave e dice voi non producete più. Per questo penso che Clemens sia importante. Ultima cosa, non ci ritemo anche l'anello debole, perché devo dire che le politiche che il Friuli Venezia Giulia fa anche per l'attrazione degli investimenti, penso alle decine di milioni di euro che mettiamo ogni anno, solo quest'anno 14 milioni di euro, non 1 milione di euro come qualcuno scrive, e 14 milioni di euro permettono di essere molto competitivi come attrattività.